faccio parte anche dell'associazione Confraternita del Clinton, associazione che conta circa 300 soci sparsi in tutto il Veneto e anche fuori del Veneto. Questa associazione questa sera organizza questa proiezione in anteprima per l'Italia di Viti Prohibitis. Questo film è girato da Stefan Balei, film documentario, è stato girato negli Stati Uniti, in Francia, nel territorio del quartiere delle Piave e in Romania e in Austria. Questo film è nato per la tutela e la salvaguardia di questo vitigno che stava scomparendo, un vitigno che nel quartiere delle Piave si trova un po' dappertutto ancora. La vinificazione è vietata, come è vietata negli altri paesi al di fuori dell'Austria e della Romania, che possono ancora vinificare questo prodotto. Questa serata con questo film speriamo che sia un documentario che possa servire, perché vediamo il passato che farà un po' sorridere e vediamo il futuro che sarà dei PV, che sono i vitigni che non necessitano di nessun tipo di trattamento. J'ai toujours vu une bouteille de Clinton à la maison. Mon père buvait ce vin qui était réputé être dangereux pour la santé, interdit, et je ne comprenais pas pourquoi. Donc j'ai voulu aller voir le producteur, et quand j'ai rencontré ce vigneron amateur dans les Cévennes, j'ai trouvé une histoire absolument fantastique à raconter dans un film. Et en essayant de regarder... Autrement, je ne vais pas faire la traduzione. Ah oui, ben. Si chiama Stefan Balei, è il regista di questo film Viti Proibiti, e da piccolino ha sempre visto a casa del babbo la bottiglia di Clinton sopra il tavolo e si è domandato come mai c'era sempre questa bottiglia di Clinton, essendo che in Francia dicevano che fa male, fa diventare matti, è un prodotto velenoso, e ho voluto andare a approfondire questa cosa. Sono andato subito ad un agricoltore per capire perché questo vino dicevano che era così proibito. Et quand j'ai commencé à faire des recherches pour le film, je me suis rendu compte que cette problématique n'était pas simplement française et dans les Cévennes, mais européenne dans beaucoup de pays. Quando ho provato a chiedere delle informazioni ho capito che il problema non era solo nel sud della Francia, vicino a Nîmes, nelle Cévennes, ma era una cosa europea e internazionale. L'obiettivo di questo convegno è quello di far conoscere questo film documentario che potrà far sorridere all'inizio, perché si parte dalla viticoltura un po' quella arcaica e finiamo con il film che si riesce a capire la viticoltura, quella che sarà il futuro. Ed è molto importante e farà molto riflettere, farà anche sorridere sicuramente, però è importante anche chi coltiva oggi, fa il lavoro della viticoltura. Questo film sicuramente può essere un documento che può servire un po' a tutti. Come referente io posso dire che oltre alle altre 12 tipologie che sono inserite nel progetto Piccole Produzioni Locali, aspettiamo adesso questo iter di approvazione per l'inserimento di questo prodotto tipico, il Clinton, che sappiamo essere uno dei prodotti riconosciuti a livello veneto sicuramente, ma anche a livello in qualche maniera nazionale, come prototipico. Ecco, la valorizzazione di prodotti è importante e noi come ASL, come Regione, vorremmo valorizzarlo in senso di sicurezza alimentare, ma anche di promozione in qualche maniera dei nostri prodotti tipici, proprio nell'ambito dell'attività che ogni azienda agricola fa con i propri prodotti trasformati per esitarli poi al consumatore finale in sicurezza, e soprattutto la possibilità di poterli esitare al consumatore in qualche maniera non solo a casa nella propria azienda, ma anche presso i dettaglianti locali o i ristoranti e tutti quanti i consumatori che ne fanno richiesta anche online. Come confraternita, oltre che salvaguardare il vitigno, vogliamo valorizzare e salvaguardare quelli che sono i prodotti legati alla cucina e alla tradizione di tutto il Veneto. Per esempio i sugoli, che è un dessert ricavato dal mosto di questa uva e trova diffusione oltre che nel padovano e nel vicentino, anche nel trevigiano, e poi è legata anche a tantissimi dolci quali la pinza, quali il bussolà, oppure altri prodotti tipicamente veneti, ma trova spazio anche in cucina in quelli che sono nell'utilizzo di brasati, arrosti e quant'altro. Non per ultimo, ma
forse il più importante, noi come piatto della nostra confraternita abbiamo il risotto al Clinto.